Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Benvenuti a un'altra puntata di Trieste in diretta. Oggi è giovedì, quindi parleremo di argomenti che hanno a che fare più o meno direttamente con il sociale. Nella seconda parte ci occuperemo delle giornate giapponesi che si terranno al Giardino Botanico di Sesana, quindi parleremo di bonsai. Io non sono, devo dire, la persona giustissima per questo, perché io sono riuscito a far morire un cactus, quindi non ho una grande dimestichezza con piante e cose del genere, ma insomma cercheremo di scoprire che cosa viene proposto. Nella prima parte siamo invece in compagnia del presidente dell'ITIS Aldo Pacor, che ringrazio per essere tornato in nostri. No, era un po' di tempo che non ci vedevamo, per dire la verità, o quantomeno non capitavo io in conduzione. Allora, la domanda è detta in termini molto, mi rendo conto, anche molto diretti. Come siamo messi? Siamo messi bene, finalmente. C'è la residenza è aperta, cioè ITIS è aperto. Solo che, a differenza di tutto il resto del mondo, tranne gli ospedali, i reparti ospedalieri, bisogna all'interno indossare la mascherina, ecco, una mascherina chirurgica, e per il resto i parenti entrano, escono, quindi è tornata la quasi normalità. Avete, come posso dire, modificato qualche cos'altro? Molto spesso quando si parla delle conseguenze, diciamo, del periodo pandemico su determinate istituzioni, si scopre che in alcuni casi è stata fatta di necessità virtù, cioè quelli che sono stati gli obblighi imposti dal periodo pandemico in alcuni casi si sono rilevati anche utili per continuare certamente la programmazione, le attività in quel periodo, ma anche delle volte poi si è continuato ad adottarli per altre ragioni, eccetera. Immagino che anche voi abbiate adottato qualche cosa di quel periodo, l'avete tenuta oppure proprio no? Ma c'è un'attenzione più alta rispetto alla già alta che era prima, no? A tutti gli aspetti, come dire, sanitari, questo è indubbio. Però noi ricordiamoci che lavoriamo con delle persone e quindi facciamo assistenza delle persone e quindi gli strumenti sono questi, insomma, no? Non ce n'è. Che poi sì, appunto. Cioè, abbiamo fatto una sperimentazione con un robot che ci è arrivato giù dall'area a fare un po' di sperimentazione, che andava in giro fra gli anziani in auditorium a portare qualche notizia o le medicine, eccetera, riconosceva gli anziani, però basta, finisce lì. Sì, diventa. Beh, no, i processi invece magari come dire, amministrativi sono cambiati, perché abbiamo adottato, adesso non sto qua a specificare, un altro tipo di contabilità che ci permette di avere un controllo gestionale un po' più mirato, ecco, e questo insomma ci porterà piano piano ad essere più efficienti, più efficaci. Ecco. Ricordiamoci che quando parliamo di ITIS, da un lato appunto parliamo di un'azienda che lavora con le persone anziane, per le persone anziane, e indirettamente, di questo io posso essere anche testimone, per e con le famiglie delle persone che non stanno bene. D'altro canto appunto però parliamo di una realtà anche importante, insomma, basterebbe solo un'occhiata alla sede per rendersi conto, e quindi voglio dire, non è solo e semplicemente una casa di riposo, sarebbe probabilmente sarebbe riduttivo. No, assolutamente. Tra l'altro noi l'altro anno, proprio negli ultimi mesi di lavoro del direttore Fabio Bonetta, abbiamo modificato lo statuto per, come dire, diventare un centro servizi, perché questo poi sarà l'obiettivo. E poi con la nuova direttrice, la dottoressa Agosti, continuiamo su questa strada, quindi un centro servizi. Adesso all'interno di questo il servizio più importante, grazie alla
straordinaria collaborazione che abbiamo avuto con Asugi, l'ospedale di comunità, ma questo è proprio macro a livello Italia, è uno degli esempi più virtuosi. Ecco, cos'è esattamente? Perché forse qui abbiamo un po' perso le tracce, per dire. Sì, perché questo PNRR, sì, 5 obiettivo dopo... 6, questo, quest'altro, no? L'ospedale di comunità è quello spazio, come dire, quel momento nel quale il paziente esce dall'ospedale dove viene curata e assistito per l'acuzia, però non può tornare a casa e non può neanche accedere a un RSA come la intendiamo noi qua in Regione Friuli Venezia Giulia per la riabilitazione. C'è un momento dove non si sa dove tenerlo, no? Prima rimaneva in ospedale. Faccio un esempio banalissimo, uno si rompe la gamba, no? Allora esce in gesso o quello che è, insomma, dall'ospedale. Ci vuole un periodo che non può fare né riabilitazione né può tornare a casa perché voi per problemi strutturali abita al quinto piano, magari senza ascensore, o perché o è solo, o perché è anziano e quindi ha bisogno di un'assistenza più particolare. Ecco che quindi interviene questo particolare, chiamiamolo istituto, dell'ospedale di comunità, dove praticamente viene seguito dal medico, dal personale infermieristico, dai fisioterapisti per quel poco che serve e da tutta l'assistenza delle OS. In questo caso qua di ITIS la sperimentazione è cominciata in dicembre, il 20 dicembre. Abbiamo iniziato con un nucleo di 20 posti letto ed è stato il frutto di un lavoro, ma non veloce, di più, fra due enti pubblici, Asugi e ITIS, che hanno messo in campo le energie ma più spettacolari, perché in 3 settimane siamo riusciti, e sono riusciti, anzi perché io poco faccio, ma in gestionale, quindi i due team sono riusciti a mettere in piedi questa cosa. Da subito abbiamo riempito 20 posti, a febbraio abbiamo aumentato a 40, che è la quota che il PNRR destina a 200.000 abitanti come la città di Trieste. Dove si trovano questi? L'ospedale di comunità si trova in una ex residenza, perché torno un po' indietro, prima del Covid noi avevamo un RSA, che poi è stata trasferita all'ospedale maggiore. Fortunatamente, dico io, per i nostri anziani e sfortunatamente per i bilanci ITIS, però grazie a quello spazio liberato noi abbiamo potuto gestire tante giornate ospedaliere, isolamenti durante il periodo del Covid. Mi ricordo che nel 2020 abbiamo fatto circa 5.500 giornate ospedaliere e abbiamo sgravato l'ospedale di queste giornate. Bene, avevamo questi spazi liberi, abbiamo installato praticamente l'ospedale di comunità in una di queste residenze, con all'inizio i letti che avevamo, le strutture che avevamo, ma siamo partiti immediatamente. Poi grazie alla sensibilità di Fondazione CRT, che ringrazio di cuore, abbiamo avuto un finanziamento, abbiamo acquistato letti e tutti quegli accessori che sono necessari in un ospedale di questo genere. Ma quindi è all'ex San Giusto o no? No, è sopra vabbè, insomma, un'altra residenza. Un'altra residenza. E l'ex San Giusto, tanto per capire, la struttura intendo. Esatto, prima dell'ospedale di comunità noi avevamo già cominciato a ristrutturarla, ad attrezzarla per residenza. Ah, ho capito. Ecco, però adesso vediamo un po' come vanno le cose. No, perché noi abbiamo molto sofferto la pandemia, perché solo ultimamente abbiamo raggiunto, tenete conto che noi mediamente ogni anno avevamo di media 404 residenti su 411, ma eravamo sotto a cifra 320-330, per noi è un disastro. Sì. Adesso abbiamo raggiunto 376, no? Però ecco, lì qua come si... Dunque, vediamo se riesco, come diceva Peter Sellers in un film, a porre la domanda chiara in mia mente, prima della mente poi... Allora, in questo caso, anche qui la domanda è diretta, come si recupera? Perché, voglio dire... Come si recupera? Si va in deficit di bilancio. E questo è uno. E poi piano piano si cerca di ottimizzare i costi, e grazie all'ingresso di questa contabilità economico-patrimoniale riusciamo a colpire perfettamente, a capire soprattutto dove vanno i soldi, come vanno i soldi e qual è la giusta spesa. E poi si pesca nel patrimonio. Noi adesso dobbiamo vendere, a Dio piacendo, perché veramente gli uffici sono talmente pieni di lavoro per tutta una serie di
di cose che sono state un attimino lasciate da parte per la pandemia, che bisogna recuperare il tempo perduto, e non siamo ancora riusciti, adesso stanno lavorando gli uffici per vendere un palazzo in viale 20 settembre. Chiaramente non tutto servirà tutto il patrimonio servirà per mettere in equilibrio il bilancio, perché come ho detto tante volte, cioè uno non vende casa per pagare le bollette, è difficile, insomma, sì. No? Ecco, cerca tutte le strade possibili e immaginabili. L'ottimizzazione quindi dei costi, l'efficacia dei servizi. Ci ha dato una mano anche all'ospedale di comunità, non dimentichiamolo, ma noi abbiamo dato una mano all'ospedale, al sistema sanitario, sì, certo. Perché il costo ospedaliero è ben diverso dal costo in un istituto come ITIS. E quindi queste sono le purtroppo noi ci eravamo visti, credo, ci eravamo sentiti la scorsa estate, quando scoppiava, tra l'altro, come se non bastasse la questione appunto post pandemia eccetera, era scoppiato anche il caro bollette, e anche quella è stata, anche per ITIS come per parecchie realtà del mondo anche commerciale, insomma, diciamo, è stata una mazzata notevole. Da quel punto di vista, a livello di bollette eccetera, la situazione è ancora così grave, o anche lì? No. Non è così grave, come vedete tutti quanti, anche i prezzi del barile sono calati, quindi di conseguenza parallelamente il prezzo del gas è calato, l'energia elettrica non tanto, ma comunque vabbè, pazienza, comunque ci siamo assestati e siamo riusciti a fare. Noi avevamo previsto sta cosa qua, perché già nel 2021, alla fine del 2021, gli ultimi 4 mesi già indicavano un salto in alto delle bollette, quindi avevamo fatto un bilancio preventivo che tenesse conto di questa spesa, e quindi grazie a Dio che l'abbiamo messo, perché sennò avremmo avuto molti altri problemi. Questo è. Comunque dal punto di vista energetico no, adesso siamo tornati, diciamo, a un'ordinarietà prepandemica, diciamo così, o pre-guerra, pre-bellica, ecco, mettiamola così, pre-bellica, che più o meno si adatta. Insomma. Allora, c'è da dire anche questo, che il progressivo recupero del numero degli ospiti, eccetera, non porterà ad uno snellimento della bolletta, ad uno snellimento del... no, prima dobbiamo mettere a posto i conti in ordine. Sì. Una volta quando abbiamo i conti in ordine, allora poi si ragiona. Abbiamo avuto un aiuto mica da ridere dalla regione, perché già in agosto dell'altro anno e poi anche a febbraio di quest'anno la regione ha erogato soldi per le famiglie, le quali sono sempre il nostro obiettivo, perché sì, la persona fragile, ma la persona fragile vive in un contesto di cari, di familiari, eccetera, che sono molto stressati dalla condizione di fragilità del proprio caro, e quindi capiamo benissimo che queste cose qua devono essere tenute nella giusta attenzione. Allora, questo immagino che sia stato un problema, perché prima appunto della pandemia c'erano parecchie iniziative di ITIS a livello interno e anche a livello esterno. E logicamente, essendo tutte quante iniziative che prevedevano la copartecipazione, insomma, della gente, degli ospiti, delle famiglie, eccetera, desumo che per 2 anni sono state assolutamente interrotte, eccetera. Le riprendete, e se si riprendono, penso anche purtroppo quasi ripartendo da zero, cioè... Sì, infatti, però sappiamo che Fondazione CRT ha rifinanziato tutta la collaborazione con i teatri. Infatti, quando hanno parlato, 10 giorni fa credo, hanno parlato, è già ricominciato. È già ricominciato, quindi questo sostegno, no, alle case di riposo sotto questo profilo. Noi abbiamo ricominciato con i concerti, sia in sala maggiore che in auditorium, e quindi un'attività straordinaria. Domani finalmente inauguriamo una mostra, sempre per Arca, no? Arte contemporanea per una comunità attiva, che abbiamo fatto tante mostre, curata da Serse Roma, il nostro maestro, che lavora anche in ITIS, e curata dal professor Riccardo Caldura, direttore dell'Accademia di Venezia. Esporrà
Walter Bortolossi, un artista di Udine, nato in Svizzera, ha formatosi a Venezia, e quindi domani alle 17:30 ci sarà questa inaugurazione che è molto importante perché riprendiamo. Certo, sì, anche da quel punto di vista, insomma. Sì. È bello anche che all'interno di ITIS ci sia spazio, quando ci sono le mostre, proprio per l'arte contemporanea. Sì, perché allora lì è stata fatta una scelta tanti anni fa e devo dire secondo me azzeccata, a parte che a me piace, ma questa non la fa testo, ma comunque, ma perché sono cose, come dire, strane per una persona anziana, no? Che però incuriosiscono, no? Abbiamo tutti i corridoi laterali che comunque ci sono foto, altri quadri nostri, eccetera, no? E quindi ci sono varie tipologie. Infatti adesso che abbiamo dovuto fare l'inventario del patrimonio abbiamo messo lì quadri a iosa, non finiva più. E qui, però c'è questa novità, questa cosa messa in un contesto così particolare che ha avuto molto successo. Magari una di queste volte, fino a quando rimangono esposti? Ma di solito 2 o 3 mesi. 3 mesi. Allora magari forse una delle prossime puntate di Trieste d'Arte veniamo a farla da voi, così facciamo vedere anche che è ripresa questa attività. Assolutamente. Mi diceva prima il Presidente, c'è il problema del bar. Ancora sì, purtroppo. Purtroppo sì, le cooperative durante la pandemia, ma come tutti del resto, non solo le cooperative, hanno avuto delle grosse perdite. E quindi quando loro gestivano il bar e davano un servizio che stava appena in equilibrio, con un grande traffico di gente, non dimentichiamo che prima della pandemia entravano circa 1000 persone al giorno, abbiamo anche la facoltà di fisioterapia, tutte queste cose qua, quindi c'era un passaggio, un turnover di gente incredibile. Ma poi non c'è più questa gente, abbiamo fatto un test di apertura, non si poteva fare niente. Adesso che invece le residenze sono aperte, probabilmente adesso spero a breve che si riapra di nuovo questo bar. Anche perché il bar appunto non era soltanto il luogo dove andavano i parenti degli ospiti, eccetera, cioè era qualcosa che serviva anche per la zona, poi aveva dei crafen buonissimi, questo è un discorso mio. No, ma il bar è sempre questo qua, in questa idea di socializzazione, no? Di portare dentro la città, noi dobbiamo uscire, informare cosa facciamo e tutto quanto. Adesso ci sono anche altre attività, è riaperto il centro di aggregazione per gli anziani del quartiere, c'è della ginnastica per l'invecchiamento attivo che viene fatta nella nostra palestra, perché l'invecchiamento attivo è un tema che è stato affrontato anche altre settimane in sede regionale, dove ci sono il più famoso evento, il 10.000 passi di salute, organizzato dalla Federsanità, che ha avuto un successo straordinario, no? E quindi questi sono i servizi che noi mano a mano cerchiamo di inserire e di dare alla cittadinanza. Perché anche poi la ristrutturazione della sede, anche qui penso ha avuto un significato non tanto perché la sede è certamente più fruibile, anche gli spazi sono stati in qualche modo, come posso dire, magnificati e resi anche più funzionali tra l'altro, ma lì c'è proprio anche la necessità di dotare la zona di una sorta di sfogo, perché non dimentichiamoci che, a parte io faccio un po' di confusione con i giardini, però c'è quello, mi pare in via dei Porta, che non so cos'è, Villa qualcosa, sì, Villa, non mi ricordo, quella e poi dopo poco c'è in giro, e lo spazio, diciamo così, aperto era molto piacevole. Io non mio papà se n'è andato prima che incominciassero i lavori, però quando, avendo visto, è tutta un'altra cosa rispetto abbiamo 3 giardini rispetto a 14 anni fa, quando papà è entrato. Il ruolo era anche quello, no? Cioè diventare qualche cosa che non fosse... Cioè, che non fosse chiuso, stavo per dire la stessa cosa. Che fosse come dire, permeabile. Sì. Tant'è vero che noi, per esempio, affittiamo il campo da calcio con gli annessi e connessi spogliatoi, eccetera, all'Olimpia. No? Per noi, è come dire, non è economicamente valido. Cioè, lo dico chiaramente. Però che valore ha, no, per i nostri anziani che si mettono a guardare i ragazzini che giocano? È un valore straordinario. Sì. No, E quindi, capito?
Poi abbiamo 3 giardini, uno al primo piano, poi quello centrale, poi quello laterale, insomma, non è qualche cosa di è bello anche, diciamo, adesso è inutile andare alla ricerca di aggettivi particolari quando ce n'è uno che dice tutto, ma c'è anche questo che io noto sempre di più in questa trasmissione, che c'è proprio la necessità da parte di alcune realtà cittadine, dove questo logicamente è possibile, di come dire, o di scendere in città oppure appunto di aprirsi alla città. L'università è una di queste. L'università una volta chi la smuoveva da Piazzale Europa eccetera, adesso invece l'università c'è dietro parecchie cose che si vedono in città. ITIS non è che può come dire, promuovere tante conferenze, però il solo fatto di dire questo è un posto dove possono entrare tutti quanti è un passo in avanti fondamentale. Assolutamente, ma è un passo in avanti proprio per i nostri anziani, perché cioè, dimentichiamoci la casa di riposo, perché ITIS non è casa di riposo, no. C'è una serie di attività che continua ogni giorno adesso, di nuovo abbiamo ripreso e c'è un'assistenza, c'è un'attività, diciamo, chiamiamola di animazione, ma cioè di vicinanza, no? Di prossimità agli anziani, non solo al piano terra dove c'è l'auditorium, il giardino, eccetera, ma anche nelle singole residenze ai piani superiori, dove vengono fatte delle cose nelle grandi sale che ci sono. A seconda poi del indubbiamente, tipo di, perché non tutti possono scendere, no? Ma non dimentichiamo quelli che stanno sopra. No? C'è sempre, perché poi anche qui magari torniamo ad un discorso di assistenza più stretta, se vogliamo. Allora, io non torno a fare la storia di che cosa significa avere a che fare con una malattia degenerativa, avere a che fare con una persona che soffre di malattie degenerative. Però è anche vero che ci sono delle persone che non hanno una necessità, come posso dire, 24 su 24 di assistenza. Ci sono delle persone che magari possono essere assistite anche per meno tempo, eccetera. Sto parlando per esempio del centro diurno, eccetera. Funziona ancora, ci sono queste attività non per ospiti, ma comunque inquadrate, strutturate all'interno dell'assistenza? Ci sono queste cose per gli anziani che sono fuori. Ci sono, quindi questi centri, come dicevo prima, questo centro di aggregazione, no? Dove si fanno delle attività, dei corsi di digitalizzazione, dei corsi di lingue, tutti con volontari e quant'altro. C'è un'assistenza attenta, tenete conto che dall'inizio dell'anno a oggi circa 20 persone, cioè, il 74% di quelli dimessi, no? Quindi circa 20 persone sono tornati a casa, quindi stavano bene. Quindi noi dobbiamo anche magari ragionare in quest'ottica, no? Uno viene in ITIS per un periodo temporaneo, prima lo chiamavamo respiro, no? Ma è un po' come, no? Uno a domicilio non ha il fisioterapista lì, no? Però uno dice, boh, insomma, si mette un po', no? Capito come? Sì. E quindi stiamo notando questo piccolo cambiamento, no? E quindi sempre nell'ottica di dare servizi, perché le famiglie che hanno l'anziano fragile a casa, come qualsiasi famiglia che ha una fragilità in casa, cioè è un lavoro continuo. È un lavoro continuo, sì. Uso un termine che forse c'entra poco, ma in realtà so che c'entra. Immagino che voi dovete anche lavorare di fantasia, cioè nel senso inventarvi delle attività, inventarvi delle soluzioni, tenendo conto logicamente di quello che vedete, eccetera, tenendo conto di quello che c'è a disposizione, di quello che è strutturato, di quello che è studiato, diciamo così, ma penso anche che poi ogni tanto qualche iniziativa, qualche cosa venga fuori dall'osservazione e dalla proiezione di qualche cosa, no? Cioè capire che un certo tipo di iniziativa può funzionare
forse magari sul lungo periodo più che non sul breve, e quindi come dire anche insistere con questo finché non entra nelle teste di ma infatti sì, noi abbiamo del personale diretto nostro che è all'interno di, chiamiamolo, ufficio ricerca e sviluppo, sì. No? E quindi si provano sempre nuove strade. Abbiamo cominciato con strade di un certo tipo, l'appartamento domotico in Via della Valle, che ha fatto il suo tempo, bisogna trovare nuove modalità, abbiamo fatto il condominio solidale, è stato un bellissimo esperimento, però bisogna riguardarlo perché cambia la società, cambia la società. Sì, può sembrare strano, ma cambia in sé. Cambia immediatamente, poi con i social, con tutte queste cose qua, il cambiamento è ancora più veloce, no? Sì. E bisogna cercare di stare dietro queste cose, no? Sono grandi investimenti da fare, ma non solo in termini finanziari, ma anche in termini di risorse umane, perché siamo abituati a penne e calamaio e invece qua viaggiano con i visori 3D, no? Sì. Ecco, e quando si come dire, predispone un'iniziativa, un'idea anche, diciamo così, qual è come posso dire, il tempo, mettiamo, che vi date per vedere se l'idea funziona o meno? Perché penso che ogni realtà ha i propri tempi per questo tipo di cose. Bisogna trovare sempre, bisogna capire qual è la risposta e bisogna monitorare la risposta. Non c'è un tempo, non c'è un tempo. Per esempio l'ospedale di comunità, no? Facciamo un esempio, sì, no? Perché sì. è sperimentazione, no? L'azienda sanitaria fa il suo monitoraggio in termini gestionali perché è dell'azienda sanitaria. Noi che forniamo attraverso la cooperativa infermieri, OS e fisioterapisti, abbiamo voluto distribuire dei questionari sulla qualità percepita, no? Allora abbiamo visto, cioè il 99% erano tutti molto contenti di questo ospedale di comunità, perché risolveva tanti problemi, risolveva. Allora ecco, questo è un punto dove andare, no? Tante volte invece iniziamo un'attività, abbiamo cominciato col domicilio, abbiamo strutturato per fare un servizio a domicilio, era troppo costoso, non c'era risposta. Ho capito, sì. Cioè noi davamo il servizio, però è un po' come dire, uno ha bisogno di poco tempo per una badante o comunque un assistente, no? Però poi alla fine spende gli stessi soldi se non di più, Sì. da casa. Sì, No? sì. Allora uno dice, ho sempre il pensiero, cioè almeno da noi si sta bene, ma come in tante altre residenze, perché ne abbiamo tante qua in città molto belle. Poi anche però rimanendo sempre nell'ambito delle ipotesi, che delle volte le risposte ci sono, basta fare domande giuste, perché anche è anche vero questo, infatti, no? infatti bisogna andare sempre alla ricerca di domande inespresse. Sì. Questo è il concetto, no? Perché magari uno va lì con un sì, questo mi servirebbe, no? Domande inespresse, questo è il tema. Questo è il tema. Prossime, abbiamo ancora neanche un minuto, ma io faccio ugualmente la domanda. Prossime appunto, chiamiamole ipotesi di lavoro di corsa, sempre così. Adesso avremo questa grande ristrutturazione a fianco di ITIS che ci darà qualche impiccio per via del cantiere, eccetera, ma che però ci permette di avere qualche vantaggio. Ecco, questo è quanto. Andiamo avanti con Federsanità ed inseriti in un contesto anche nazionale, perché sono seduto nel comitato esecutivo di Federsanità Nazionale, e quindi portando la voce delle residenze per anziani pubbliche. Allora ci vediamo, prendiamo l'accordo qua di fare una delle prossime puntate di Trieste d'Arte da voi. Assolutamente sì. Grazie ad Aldo Pacor, buona estate e buon lavoro. Grazie anche a voi. Dopo la pubblicità parliamo delle giornate giapponesi al Giardino Botanico di Sesana.
Allora, seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, come annunciato siamo in compagnia di Marietka Kliun-Terchon, che è la dirigente del Giardino Botanico di Cesana, che ringrazio per essere nostra ospite. Noi parleremo delle giornate giapponesi che avranno luogo tra l'altro questo fine settimana, sabato e domenica, al Giardino Botanico di Cesana, ma parleremo anche proprio della struttura, quindi vi daremo anche delle indicazioni storiche su tutto ciò. Intanto grazie per essere venuta nei nostri studi. Quando nasce il giardino? Per primo grazie e un saluto anche a tutti i telespettatori. Il Giardino Botanico di Cesana, ovvero il Giardino della Villa Mirasasso, nasce nel 1848. Oggi è un giardino storico, ma si tratta di un giardino di proprietà di una famiglia greca, famiglia Scaramanga, che viveva a Trieste e che nel lontano 1848 decise di costruire una residenza estiva a Cesana, siccome non c'era una grande distanza fra Cesana e Trieste. Poi, come grandi amatori della cultura, natura e della bellezza, hanno deciso anche di costruire un giardino all'italiana. Che cosa? Qua io faccio sempre confusione. Io non ho un grande pollice verde, l'ho detto prima, io sono riuscito anche a far morire un cactus. Però sì. Che cosa intendiamo per giardino all'italiana? Più strutturato, più architettonicamente, diciamo, armonioso? Sì, allora i primi giardini botanici nascevano soprattutto siccome la gente in passato non aveva medicinali. Ok, sì. Invece certi giardini come il giardino della Villa Mirasasso è invece nato con l'intenzione di avere qualcosa di bello. Ok. Allora un posto privato dove andare a rilassarsi, prendere un tè, fare una camminata, ospitare i propri ospiti, eccetera. Allora, e soprattutto all'italiana perché voi sapete molto bene che proprio qua in Italia avete anche una rete di grandi giardini italiani che comprende soprattutto giardini storici, e questo di Cesana è abbastanza assomigliante a questi italiani. Perché la contrapposizione è il giardino all'inglese, che è un po' più selvaggio, così. Non è nemmeno tanto corto. Proprio il giardino della Villa Mirasasso è praticamente diviso in 3 parti già dagli inizi, perché proprio questa parte formale dove si entra è molto geometrica, molto ben curata, e dagli inizi, attraversando un lungo pergolato, si viene già proprio in una parte un po' più libera, possiamo dire un po' più all'inglese. Forse è molto interessante anche dire che questo giardino in alcuni punti è diverso dagli altri giardini italiani perché ha tantissimi alberi. Difatti la percezione è di un giardino più bosso e così. Sì. Anche se il bosco, per esempio, è anche in questo giardino molto attraente, però c'è anche alberi secolari, soprattutto cedri e magnolia grandiflora, per esempio, così, perché la famiglia Scaramanga era una famiglia di commercianti e sì, i loro marinai portavano sempre semi di vari tipi, e quali sono stati praticamente integrati in questo posto. Così. Quanto sì, poi la villa è anche c'è ancora, è visitabile? Allora, si deve dire, se parliamo un po' più della famiglia Scaramanga, che per noi è praticamente molto importante, siccome ancora oggi esiste il museo Giovanni Scaramanga di Altomonte, proprio via Filzi in Trieste, dobbiamo dire che questa famiglia è stata proprietaria dell'intera tenuta a Cesana per 100 anni. Okay. Poi il proprietario è diventato il comune di Cesana,
e oggi questo giardino è trattato come un valore naturale e culturale di importanza anche nazionale, non solo locale. Allora è visitabile, la villa c'è ancora ma c'è la sede del comune, quindi proprio... allora si fa più visite guidate per la villa. Invece il giardino è visitabile o individualmente oppure con gruppi, allora visita dei gruppi organizzati e facciamo la guida turistica. Abbiamo anche una abbastanza bene, credo, offerta per quelli che amano i giardini e vengono tante volte sul Carso in Segiana, c'è anche la cartina annuale. E possono visitare il giardino quando vogliono. Ho capito, per tutto l'anno. Una sorta di abbonamento, ecco. Sì, praticamente, e questi sono poi anche i nostri VIP guest. Alla fine devo dire che comunque la villa è molto ben ristrutturata, anche il giardino, ed è anche proprio per questo dedicato a tantissimi eventi. Non tantissimi, però quelli che sono abbastanza ben organizzati. Anche perché immagino che, voglio dire, quando si organizzano eventi in zone, in luoghi come questi, bisogna appunto salvaguardare prima di tutto il giardino stesso, ecco, insomma, non è che si può organizzare un concerto rock. Ecco, insomma, Allora devo dire che il nostro primo obiettivo, ovvero la necessità, è di proteggere la cultura e la natura del posto. Poi gli eventi solo giusto per dare un po' di vita al giardino. Allora così. Senta, come si mantiene una realtà come il giardino botanico, appunto, di Cesana? Cioè, che tipo di interventi dovete fare per tenerlo bene? Cioè, immagino che non sia cosa da poco anche questa, no? Sì, allora devo dire che praticamente siamo in 3 a lavorare nel giardino. Cosa serve? Soprattutto tanto amore, poi tanto lavoro e così si deve avere praticamente un obiettivo come lavorare, perché la natura è la natura, ogni giorno ci sorprende. E soprattutto quello che si fa deve essere basato su un certo tipo di sapere, non si può fare tutto quello che vogliamo, è praticamente un posto protetto, però abbiamo con tutta la pianificazione, il nostro obiettivo è sempre mantenere il giardino ben curato, poiché anche i nostri visitatori sono contenti, certo, sì. Così. Ma per esempio immagino che il giardino sia stato avete dovuto, come dire, ha avuto momenti, mettiamola così, di abbandono durante la sua storia, oppure è sempre stato tenuto bene in considerazione, eccetera? Ma allora è sempre stato mantenuto bene, perché il comune di Segiana come proprietario cercava sempre di mantenerlo, però è vero che negli ultimi anni proprio gestiamo il giardino e questa è la differenza fra la gestione e la manutenzione, perché noi con la gestione cerchiamo anche di sviluppare il giardino nel modo sostenibile. È un altro discorso. È un altro tipo, allora non parliamo di un parco, ma parliamo di un valore tipo Miramare oppure Schönbrunn, qualcosa del genere. Infatti in questo giardino la seconda generazione della famiglia Scaramanga, che era la Mirto Scaramanga, ha fatto costruire anche una serra bellissima nel 1890, che è l'unica serra sul territorio sloveno. Praticamente come un palazzo Rivoltella o qualcosa del genere. Infatti mentre parlava mi veniva un po' in mente questa similitudine. E poi certo c'aveva periodi anche difficili, per dire la verità, però con la gestione cerchiamo anche di lavorare tanto su progetti europei, transfrontalieri, e con questi fondi ristrutturare quello che è stato distrutto nei periodi precedenti. Mi tolgo una curiosità, quando si lavora appunto in una realtà come la vostra, a me viene in mente Miramare, più che, però insomma, come anche il museo, anche alla Villa Rivoltella dovrei tornare, cioè che la Villa Rivoltella
portano i bambini. Io non ho figli, sì, quindi ma è bellissima. Non so, non ho un motivo per ampliare, insomma, a parte questo. Qual è proprio come posso dire, la manutenzione ordinaria? Qualcuno potrebbe dire, beh, basta annaffiare le piante, eccetera. Immagino che non sia così semplice, altrimenti saremmo tutti quanti in grado di gestire. Cioè, qual è l'attenzione proprio, le rifaccio la domanda, l'attenzione vostra quotidiana, a che cosa si dedica principalmente? Allora, il giardino c'ha aree aperte, prati, c'ha alberi, c'ha tanto bosso, allora le composizioni di bosso. Poi ci sono anche tantissime rose, perché la famiglia Scaramanga aveva più di 100 varietà di rose rifiorenti. Allora, noi abbiamo un piano annuale, collaboriamo anche con professionisti esterni, soprattutto per esempio per gli alberi, perché questo è proprio un'area molto specifica. Abbiamo questo piano e questo piano è anche diviso per mesi, perché in inverno è a seconda della stagione, perché non tutto può essere fatto sempre. Allora, e poi ci sono anche piani settimanali o giornalieri. Allora, noi diamo attenzione che tutti i prati sono sempre ben curati, che il bosso 2 volte all'anno sia tagliato. Poi dobbiamo anche praticamente trattarlo, perché ci sono anche delle malattie e così via. Poi ci sono delle rose che pretendono tantissima attenzione, tantissima cura già dall'inverno, già da gennaio fino alla fine di autunno praticamente, perché abbiamo proprio rose rifiorenti. E poi ogni cosa così si lavora, no? E con questo piano i nostri giardinieri, anche qualche volta con l'aiuto dei studenti e così via, cercano di sempre lavorare su ogni oggetto diciamo che è una naturale. Manutenzione quasi continua. No, quasi, proprio continua. E per esempio questo clima un po' folle che si è registrato soprattutto anche all'inizio di quest'anno, no? Con un maggio particolarmente piovoso e brutto rispetto al consueto, influisce un po', cioè dovete essere anche in grado di immagino modificare i vostri piani anche a seconda del meteo. Certo, questo è un fattore molto cruciale. Sì, certamente si vede nel giardino, soprattutto le piante mostrano questi effetti, cambiamenti climatici e così via. Dobbiamo sempre praticamente stare attenti. Poi anche tante volte una cosa, non so, c'è la siccità, si mostra l'anno, non quell'anno ma l'altro anno o negli altri anni, sì, no? Quindi ancora più, è molto difficile. Però allora questa è la natura, come noi non possiamo sempre pretendere il massimo, dobbiamo accettare quello che ci dà e curarla al meglio. Ed essere pronti anche a modificare. Ecco, c'è una cosa che a Trieste, della quale a Trieste molto spesso si discute, eccetera. E lei magari può analizzarla da un altro punto di vista, no? Delle volte può capitare che una pianta, un albero debba essere abbattuto perché è malato, insomma, no? Diciamo, non è semplice come discorso, immagino, no? per tutta una serie di circostanze. Diventa inevitabile? Cioè, la domanda potrebbe essere: come si cura un albero malato? Allora, questo è praticamente un'area arboristica, se la parola in italiano è giusta. È sempre difficile quando si tratta di abbattere un albero e soprattutto per quelli che lo fanno sicuramente è il più difficile, anche se molte persone non lo credono o capiscono. E anche così, come con gli umani, tante volte vedendo un albero non c'hai impressione che sia malato, però gli arboristi quando fanno analisi, usando anche attrezzature, i metodi per analizzare,
vedono che un albero, soprattutto in città per esempio, può essere molto, come si dice, pericoloso. E quando viene deciso che deve essere abbattuto, soprattutto da noi è così in Slovenia per esempio, ma suppongo anche qua in Italia, ci devono essere delle basi degli arboristi, allora un elaborato o qualcosa del genere. Nelle aree che sono chiuse, che non sono visitabili, dove non c'è la gente è un altro argomento, ma nelle città deve essere praticamente molto ben controllato e anche le decisioni che vanno prese soprattutto per proteggere le persone, le case e così. Ma si riesce però, immagino di sì. Curare? Sì. Allora, ci sono certe malattie, sì, ma ci sono certe che non possono essere, che puoi curarlo per prolungargli la vita. Anche noi nel giardino per esempio abbiamo 2 alberi secolari che li manteniamo molto bene, però sappiamo che in un certo periodo degli anni verranno persi, perché è così. È come con le persone, per certi aspetti. Insomma. Allora, arriviamo all'appuntamento di questo fine settimana, giornate giapponesi. Sì, allora sabato 10 e domenica 11 giugno. Dopodomani, okay. In collaborazione con la scuola Alpe Adria Bonsai School e il team, organizziamo delle giornate giapponesi, poiché devo dire che anche il giardino della Villa Merasasso è un giardino aperto per la collaborazione. Cosa intende come giardino aperto? Proprio volevo dirlo dal punto di vista della collaborazione transfrontaliera, transnazionale così, e soprattutto perché è un posto come valore naturale e culturale, diamo accento anche alle altre culture. In questo senso? Sì. Allora, come ho spiegato già prima, la famiglia Scaramanga, allora la famiglia greca, ha un posto molto importante nel giardino, anche per questo collaboriamo benissimo con la comunità greca di Trieste, con la quale anche abbiamo proprio adesso fatto un appalto per un progetto congiunto e speriamo che sarà approvato, e così anche sul tema delle giornate giapponesi. L'altro anno c'era per la prima volta una bellissima mostra di bonsai e quest'anno abbiamo deciso di allargarla nelle giornate giapponesi, per le quali speriamo che diventeranno giornate tradizionali. Ho capito. Collaboriamo certamente con il comune di Sežana anche, e poi anche con l'ambasciata giapponese in Slovenia, e abbiamo deciso di organizzare un programma un po' più vasto. Allora, certamente sia sabato che domenica dalle 10 alle 18 ci sarà la mostra di bonsai, poi ci sarà anche un laboratorio per professionisti, soprattutto membri di questa scuola, però al pomeriggio ci sarà anche un laboratorio per il pubblico, condotto da un grandissimo maestro, Luis Vila González di Spagna, che insegnerà come curare un albero bonsai. Allora, invito tutti quei visitatori che l'hanno già provato oppure no, di provarci. C'è necessità però per questi laboratori di una prenotazione. Grazie. Okay. Poi ci sarà anche la mostra della preparazione del tè, ci sarà anche tutto così. Sì, perché poi loro sono, per i giapponesi, parecchie cose della loro vita quotidiana assumono anche come dire, le caratteristiche del rito, no? E quindi anche la preparazione del tè, la degustazione. Sì. Poi ci sarà anche per esempio la mostra della calligrafia, ci sarà anche un mercato che si potrà comprare bonsai, piante di accompagnamento, attrezzature e robe del genere. Comunque devo dire che questo evento si svolgerà anche nel caso di maltempo, perché abbiamo anche edifici, allora posti, spazi interni,
e in questo caso si potrà visitare comunque acquistando il biglietto anche il giardino che adesso è pieno di rose. Allora, anche se sì, anche colori, devo dire però che nel giardino non ci sono tantissimi colori molto forti, ma è ben conosciuto proprio per questa eleganza del colore bianco, beige, rosa e così via. Allora anche quelli che non sono tanto interessati alle giornate giapponesi, proprio in questi giorni credo che il giardino è al massimo. Così. Lì la mostra, diciamo così, la allestite in una parte specifica del giardino? Allora, ci sarà una parte nella Villa Mirasasso, una parte nel centro di interpretazione, perché c'è anche un bellissimo centro di interpretazione della Landa Carsica, ci sarà qualcosa nella serra, allora ci sarà sempre questo percorso circolare. Che viene ad assumere le caratteristiche di una mostra diffusa, sì, come così, si dice, bravo. che è una parola anche molto... Sì, è molto moderna. Sì. E sarà curioso anche vedere nella disposizione come il bonsai si inserisce nella Landa Carsica, perché sarà curioso anche quello. Insomma. Perché devo dire che ci sono anche bonsai, per esempio Pino Nero, o anche altri alberi che forse non sono tanto conosciuti. Devo dire che con realtà che io non sono tanto una grande, come si dice, conoscitrice, non è la così, però là ci saranno proprio questi membri della scuola e il maestro Gonzales che proprio sono grandi professionisti sulla tematica dei bonsai. Ma il bonsai cosa sarebbe? Sarebbe un albero piccolo? Una pianta piccola? Allora, il bonsai, la cura dei bonsai è praticamente un'arte. Ok. Allora, già qua io mi fermo. Perché... sì, praticamente questa è un'arte. Un bonsai praticamente pretende ogni giorno almeno un certo periodo della cura. Questa è una cosa che non può essere fatta ogni tanto. Sì, non è così. Ma anche perché come dicevamo prima, cioè prendersi anche, non so, mettere su diciamo, un giardino per chi ha la possibilità a casa, o anche allestire il proprio terrazzo, eccetera, diventa anche un'assunzione di responsabilità. Insomma, io ricordo mio papà che si svegliava la notte se pioveva intensamente, spostava i gerani dal balcone, li metteva sotto. E ci vuole tempo, ci vuole anche passione e non tutti ce l'hanno, ecco, oggettivamente. È vero, perché poi tutti siamo bravi a dire che bello, però dietro quel che bello c'è appunto lavoro, eccetera. Sì, praticamente è una cosa specifica, per ogni lavoro pretende, questo è normale. Però sì, la natura è una cosa viva alla fine, no? Questo tante volte lo coinvolgiamo, così dimentichiamo forse. Come animali, è una cosa viva, allora non è come forse un computer, no? Devi vivere con devi prendere una responsabilità, inutile, non basta annaffiare tutti i giorni, eccetera. Però anche tanto ti dà alla fine, perché anche i bonsaisti, questo è anche un relax, no? Certo. Perché ci sono sempre dettagli, come annaffiare, come curare, come tagliare, però alla fine è un'arte con la quale anche i bambini possono alla fine cominciare così. Infatti anche questi laboratori non è proprio per bambini piccoli, però da 12 anni in su, che hanno già la consapevolezza di quello che... ci abbiamo verso la conclusione, poi daremo ancora i dettagli eventualmente ma per esempio una domanda che faccio spesso, perché io, nonostante tutto,
Per uno che è un disastro come me nella cura delle piante, eccetera, posto che arrivati poi alla mia età non è che si cambi più di tanto, però insomma mettiamo che qual è diciamo così, la pianta meno difficile, mettiamola anche perché detta così la domanda è persino brutta, ma meno come posso dire, che chiede meno per essere curata, e che so che poi porre a lei una domanda in questi termini. No, non so rispondere. Non è che non so, però allora praticamente ogni pianta ha bisogno della cura. Ci sono anche altri fattori, dove la mette, non so che temperatura c'è sole, non c'è sole, però nessuna pianta puoi prenderla e dedicarle solo qualche minuto qua e di là. E sperare che se la cavi da sola, no. solo così ci sono, però ogni pianta ha bisogno del proprio tempo, amore. Attenzione. Sì, attenzione. Tra l'altro, parlando, io invece ho in casa 2 piante che io non posso vedere, soprattutto una, non mi piace per niente, ma nonostante tutto sono sempre là rigogliose, eccetera, che sfidano proprio per certi versi anche la mia pazienza. Invece ho dei fiori belli, colorati, eccetera, niente da fare, insomma. Allora, ricapitoliamo giusto un attimo. Il giardino botanico di Cesana, dove è situato rispetto a Cesana? Cioè, è facile trovarlo? È abbastanza facile, oppure neanche no. Allora si deve prendere la strada Fernetti, uscire subito a Cesana e fare tutta la strada fino alla fine di Cesana. Ed è vicino al comune di Cesana, siccome la sede del comune è nella Villa Mirasasso. C'è delle indicazioni magari? Sì, c'è l'indicazione Botanični vrt in sloveno. Ci sono i parcheggi e ci saranno anche delle segnalazioni. Allora, per questa orario di apertura delle giornate dalle 10 alle 18 e l'orario di apertura anche del giardino botanico? No, non è del giardino, ma saranno le giornate alle 10, perché anche questo weekend comincerà a lavorare il giardino alle 10 praticamente, si aprirà. Se no di solito è aperto già dalle 8 fino alle 19 il giardino. E nei giorni normali, così, il giardino è aperto dalle 8? Dalle 8 fino alle 19. Fino alle 19? 19. Perfetto. Chiudete un giorno della settimana? No, chiudiamo solo 3 volte all'anno e forse 3 volte all'anno quando ci sono i matrimoni, ma sempre diamo gli avvisi con un certo anticipo. Certo anticipo. Così. Allora, ricordatevi queste giornate giapponesi al Giardino Botanico di Cesana. Io ringrazio Marietta Kyun Tercion, che è stata nostra ospite ed è la dirigente appunto del giardino. Buon lavoro e grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Noi ci vediamo domani è venerdì, quindi c'è spazio per la cultura. Nella prima parte avremo con noi la professoressa Cristina Benussi, quindi parleremo di letteratura e di giovani. Poi, sempre essendo venerdì, è anche la puntata di Trieste d'Arte, e in questa circostanza visiteremo una mostra che è allestita in sala comunale d'arte. Grazie a tutti, ci vediamo domani. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste.